La Marmolada, un anno dopo il crollo che causò 11 vittime, 8 erano venete. La ferita sul ghiacciaio è ben visibile, uno squarcio enorme ed aperto sulla valle, come la cicatrice che non potremo mai dimenticare, citata dal presidente del Veneto Luca Zaia, rimarcando la necessità di rispettare e proteggere la montagna. Sono i giorni del ricordo, delle commemorazioni per quelle 11 vittime spezzate in una calda domenica di sole. La regina delle Dolomiti è lì, meravigliosa e fragile. Ma sono sentimenti contrastanti, c'è ancora l'emozione per quelle tensioni, per la tragedia che è avvenuta un anno fa e c'è il sentimento anche di bellezza, basta guardarsi intorno e vedere come la montagna con la Marmolada sia bella. Quindi ecco questo contrasto che un po' stride, però ecco, fa parte un po' di quello che è la montagna stessa, gioie e anche dolori. E l'anniversario della tragedia riaccende il dibattito sui provvedimenti da prendere durante l'estate. Sulla scorta anche dell'esperienza l'anno scorso, dovremo fare dei provvedimenti per, diciamo, limitare alcuni settori della Marmolada. Diciamo, non vogliamo parlare e non parleremo di zona rossa, di chiusura, ma soltanto di verificare che alcuni sentieri possano essere percorsi in sicurezza. Il rischio zero non esiste in montagna, rincalza il sindaco di Roccapietore, secondo il quale chiudere tutto non è la soluzione. I montanari sanno bene che le montagne possono creare questi problemi, cioè in tutta l'estate del 2022 saranno stati almeno 10 i casi di frane e di parti di roccia che si sono staccate dalle nostre montagne, anche sulle famose tracime di Lavaredo. La Marmolada ha avuto questa purtroppo grande sfortuna che sotto c'era una comitiva perfettamente attrezzata, perfettamente preparata, che però la sventura ha voluto che in quel momento fossero proprio in quel luogo. Nel dibattito interviene il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che invita a mettere da parte le ideologie. Serve il giusto mix e non deve vincere né l'ideologia di chi vuole per forza il turismo di massa senza regole, senza precauzioni, e né di chi dice che le montagne devono essere chiuse. Le montagne non possono essere chiuse. In qualche modo ce l'hanno insegnato chi le ha sempre vissute e anche quei ragazzi che le stavano vivendo la Marmolada.